60 secondi di verde alternati per ciascun lato, 50 di rosso per entrambe le parti per permettere il deflusso completo delle auto in transito. Sono questi i tempi con i quali è stato regolato il semaforo che si è acceso questa mattina per le gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Hanno preso il via infatti i lavori di riqualificazione delle strutture in cemento armato, fortemente provate dall'erosione del salino e delle mareggiate. Settimana prossima aprirà anche il cantiere per la messa in sicurezza del versante con l'installazione di nuove reti paramassi. Con l'attivazione del senso unico alternato è scattato anche il divieto di transito per pedoni e biciclette. Nella prima mattinata i due sindaci, Ghio e Mangiante, hanno effettuato un sopralluogo e hanno confermato la loro attenzione per la tematica delle due ruote. Altro aspetto che viene tenuto sotto osservazione è quello del trasporto pubblico locale e dei possibili ritardi patiti dagli studenti che utilizzano il bus per raggiungere le scuole, anche se al momento non sono previste modifiche agli orari. Teniamo monitorato d'intesa con i sindaci locali il servizio, in caso interveniamo sul servizio se non riusciamo ad arrivare negli orari prefissati nei poli di Piazza Nassirya piuttosto che all'ITIS di Sestri Levante, quindi le fasce studentesche cerchiamo di tutelarle toccando gli orari qualora ce ne fosse bisogno. Ci muoviamo su due fronti perché noi non dimentichiamo che abbiamo la Convenzione Comune di Sestri, facciamo un servizio scolastico anche a Sestri Levante e le recenti modifiche viarie, quelle che obbligano l'uscita da Pietracalanta arrivare fino a Sant'Anna, potrebbero essere oggetto di coda e quindi vediamo anche col comando locale della polizia se tornare indietro, se richiedere delle modifiche. Ci siamo presi proprio d'intesa in modo particolare col sindaco di Sestri Levante una settimana per monitorare quello che succede e intervenire. Diciamo che la fascia più delicata è quella delle scuole, l'ingresso delle scuole e poi eventualmente l'uscita. Esatto, sì, sono importanti non solo per i plessi di Sestri Levante e di Chiavari, che sono i plessi principali insieme alla scuola alberghiera di Lavagna, sono importanti anche per le coincidenze, dai per Moneglia, dai per la Val di Vara, dai per la Val d'Aveto, quindi è una cosa che in una settimana noi dobbiamo cercare di capire dov'è il problema, intervenire a caduta fino a Santo Stefano d'Aveto.